Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta le Bahamas ancora un altro castigo. In effetti a breve ragazzi arriverà un altro uragano. In effetti si sta già formando sulla stessa parte dove si è formato. Già ci sono venti più o meno a 80 km orari. Come potete vedere ben da questa immagine che è in tempo reale, ragazzi, quindi di questo momento qua, dove sta questa L con 1400 di M bar, lì è l'uragano Ciao Nunzia che si sta formando in questo momento e quindi salirà alle Bahamas. Quindi diciamo che già lì è un casino perché stanno comunque aiutando tutta la popolazione che parliamoci chiaro ragazzi, là è stato raso al suolo tutto, quindi saranno ancora di più i problemi per ripristinare un po' tutta la situazione che è già molto drammatica. Quindi l'arrivo di quattro uragano, anche se sarà più lieve forse di Dorian, non farà altro che peggiorare la situazione e diciamo, i soccorsi che ora stanno, sì, che stanno giustamente stanno cercando di sistemare la situazione, ragazzi. E arriva un altro uragano. Come ben potete vedere, sta sopra Cuba, alla Havana in effetti, e quindi sta salendo la costa degli Stati Uniti. Quindi a breve colpirà, aumenterà di potenza e colpirà le Bahamas. Quindi ciao Angela, pure a te. Quindi già ci sono macerie che sono state rimosse, quindi potrebbe peggiorare la situazione, ragazzi, e ricominciare tutto da capo. In effetti questo qui sta incominciando a formarsi e l'hanno chiamato Umberto, quindi ciao Sasha. Quindi stavolta invece di Dorian si chiamerà Umberto. Quindi potrebbe aggravare la situazione che già Dorian ha fatto qui. Quindi già ci stanno venti, come ho detto, a 80 km orari che potrebbero, ragazzi, far crollare gli edifici già che sono molti, diciamo che sono molto danneggiati, quindi già stanno pericolanti. Se arriva pure questo, ragazzi, questo li butterà proprio a terra. Quindi mi dispiace, lo dico in modo, diciamo, un po' ironico, ma davvero pare che stia martellando proprio questa costa degli Stati Uniti. In effetti mi pare tutto un po', diciamo, strano. Poi dicono che io sono complottista, che io penso sempre a strane cose. Però non so, mi pare che si stiano formando un po' troppo. Pare che come se ci fosse la mano di qualcuno che sta cercando di fare queste cose, diciamo, in effetti. Quindi questa è la teoria complottistica che io sono convinto che l'uomo è in grado di manipolare anche queste cose, quindi è una presupposizione che io penso, poi non lo so, però dopo, diciamo, come si dice qua a sud, dopo questo macello, un altro macello, quindi è come se ti sei scottato e ci metti l'acqua bollente sopra, quindi questo è un motto del sud per farvi capire che una tragedia dietro l'altra. Quindi mo vediamo questo Umberto che forma prenderà, anche se potete vedere dall'immagine che in tempo reale già lo vedo molto ben costruito, già ben fatto. In effetti è questa L dove sta scritto 1004, quindi come potete vedere già la depressione sta circolando su se stessa, quindi come l'occhio del ciclone si sta formando, quindi si tratterà di stasera e domani e sarà già categoria 1-2, quindi è a livello di ore. Questo qua l'ho fatta la foto in tempo reale da satellite, quindi diciamo che adesso è così in questo momento qua, a quest'ora qui. Quindi l'unico problema che Trump ha detto è il problema dei soccorsi che ci stanno in questo momento. Se arriva questo uragano dovranno sospenderli purtroppo e quindi fare un'altra evacuazione perché adesso sono ritornati. Eh sì, dopo perdono di densità, ma comunque hanno fatto un casino. Quindi Dorian, dove è passato,
ci sta tutto distrutto, quindi stanno aiutando la gente a ricostruire, a togliere le macerie. Sì, sì, in quella zona di nuovo, sì, la stessa parte di Dorian, lo stesso percorso, la stessa cosa, quindi farà la stessa direzione di Dorian. Non sappiamo che categoria arriverà, ragazzi, perché questo non ci è dato da sapere. Sappiamo che tra stasera e domani salirà di categoria 1, 2 e poi a come verrà, poi è un'incognita in effetti, cioè poi si dovrà vedere che cosa incontrerà per la strada come sempre, acqua fredda, acqua calda, tempeste, quindi non possiamo dire che categoria arriverà. Quindi sta formandosi l'occhio del ciclone, però non si sa. Francesi, come si dice? Proprio adesso che stavano incominciando a pulire la situazione, gli edifici crollati, case volate via, mo che stavano, diciamo, ripristinando un po' la situazione, arriva un altro uragano. Nella stessa, poi, la cosa più brutta, ragazzi, è lo stesso percorso di Dorian, cioè camminerà dove già Dorian è passato. Quindi un casino nel casino, ragazzi, proprio. Eh sì, piove sempre sul bagnato, non ci stanno santi. Vabbè, ragazzi, comunque terrò aggiornata sta situazione di questo altro uragano che l'hanno chiamato Umberto, con la H, quindi no Umberto, ma Umberto. Quindi vediamo questo Umberto che sarà capace di fare, quindi non si sa, loro l'hanno chiamato Tropical Storm Umberto. Quindi già il nome non mi piace. Vabbè ragazzi, comunque stasera faccio un aggiornamento e vi faccio sapere più o meno la situazione di questo altro uragano che sta arrivando sulle Bahamas. Vediamo che cosa succede con quest'altro. Ragazzi, buon sabato a tutti, buon weekend a tutti. Mi dispiace sempre le brutte notizie, ma purtroppo sono quelle che sono. Non ci posso fare nulla, ragazzi. Il mio canale, come sapete, è di informazione, purtroppo sempre brutta informazione, purtroppo, però è vera, quindi diciamo sono brutte notizie, però ragazzi, sono cose di vita quotidiana che accadono sia in Italia che nel mondo. Quindi ragazzi ci sentiamo più tardi e facciamo un aggiornamento su Umberto adesso. Abbiamo finito con Dorian, adesso iniziamo con Umberto. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.